Novità per la raccolta dei rifiuti a Favara arrivano dal sindaco Anna Alba che ieri in un comunicato ha detto che riprenderà dopo tanti giorni di fermo il servizio nonostante la regione non ha ancora pubblicato il certificato dei pareri di rito. Il conferimento dell'indifferenziato avverrà presso l'impianto di Cammarata della ditta Traina. Per quanto riguarda la questione rifiuti, oggi siamo stati al lavoro con i nostri tecnici, i nostri responsabili, per vedere finalmente di sbloccare questa situazione di emergenza, nonostante ancora la Regione non abbia pubblicato il decreto che ci è stato inviato preventivamente senza ancora i pareri da parte dell'assessorato. Cosa succede? Abbiamo contattato Traina, ovvero un impianto che si trova a Cammarata, quindi a 50 km di distanza, che ci ha autorizzato a conferire nel suo impianto l'indifferenziato. Perché succede tutto questo? Tutto questo succede perché è necessario essere autorizzati a conferire in discariche diverse da quelle dalla quale si emerge che il decreto regionale ci autorizzi, e affinché questo possa avere seguito è necessario effettuare un impegno di spesa con una determina dirigenziale. Tutto lavoro che è stato fatto oggi nei nostri uffici, e oggi la ditta Traina ci ha dato la possibilità di poter conferire, quindi da sabato si potrà conferire l'indifferenziato. Anna Alba è intervenuta anche sul tema del coronavirus, nessun nuovo caso, fermi ancora a quota 3, ma il numero delle autodenunce delle persone rientrate da altri luoghi non torna, confrontandoli con quelli della regione. Per il sindaco non corrispondono a realtà. Qualcuno si è dimenticato di autodenunciarsi. Un dato molto importante: oggi abbiamo fatto una verifica di tutte le autodenunce presso il nostro comune congiuntamente al portale regionale, e c'è un dato che non torna. Abbiamo solo 93 autodenunce. A mio modesto avviso il numero non corrisponde al reale dato, quindi significa che qualcuno o ha omesso di autodenunciarsi o lo ha dimenticato. Chi si trova nell'una o nell'altra ipotesi deve segnalare, anche se è rientrato prima del 14, perché solo attraverso questa forma potremmo riuscire a controllare e avere il censimento di tutta la gente che è arrivata nella nostra comunità, soprattutto nel rispetto della tutela della nostra comunità, dei nostri cari, delle persone che frequentiamo, perché davvero questo virus è molto subdolo e quindi il contagio può avvenire anche involontariamente, senza che non lo sappiamo, proprio perché moltissimi casi sono asintomatici. Quindi mi raccomando, c'è la nostra email sul portale, io dopo la diretta riimmetterò l'avviso in modo tale da poter avere tutti i dati.